Intanto ricordiamo alle atlete e agli atleti di prestare la massima attenzione a stare staccati dalle piastre nel momento in cui in acqua attendono la partenza della batteria successiva. Sono pregati di rimanere laterali vicino alla corsia per non disturbare gli atleti alla partenza e di fare attenzione a non toccare più le piastre con i sensori. E dunque siamo in gara con la terza delle 4 batterie junior, con al comando Angelica Sinibaldi, atleta del Pesaro Nuoto Team 3199, per lei davanti alla Heriavec, e poi la Vettoretti in terza posizione. Per la quarta ed ultima batteria junior, Carlotta Martinuzzi, Spilimbergo in corsia 1, Ilenia Danieli, nuotatori trentini in 2, Veronica Lucchese, Nottoli in 3, Agnese Donato, Futura Prato in 4, Giorgia Berto, Mirano in 5, Deborah Ghiotto. Per il Veneto Banca Montebelluna in sesta corsia. Sinibaldi ritmata, pulita nella sua azione, testa fermissima per andare a vincere questa terza batteria con il tempo di 1.05 e 18, una manciata di centesimi in più rispetto alla Biondani che aveva notato 1.5 e 10, che rimane ancora in testa alla classifica. Dunque in archivio la terza batteria, si parte con la quarta ed ultima junior femmina.